in collaborazione con Glam Vision e K-Facli. Tragedia sugli impianti nelle Dolomiti. Il 57enne Massimo Crepas è morto durante i lavori di manutenzione nel comprensorio di Arabba. Uccisione dell'orsa a Marena. Il presidente del parco Adamello: gli animali selvatici sono selvatici, non sono e non devono essere instagrammabili. Sbagliato umanizzarli. Allergie e intolleranze alimentari in aumento in Trentino. L'esperta: ogni anno più 10% di celiaci. Massima attenzione ai test fai da te, spesso indicano solo la predisposizione genetica. Alto 6 metri e lungo 9, ecco il grifone baia del Tesino. Finito, rappresenta la fusione simbolica di Veneto e Trentino con i loro due simboli. Torna il caldo, temperatura in risalita, a Cima Paganella minime superiori di 4-5 gradi e di 2-3 gradi le massime. Zero termico per la terza volta quest'anno, oltre i 5.000 metri. Angela, sono tornato. Come ogni anno! Ti stai divertendo, eh? E io chiamo il K-Facli. No, il K-Facli no. Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti, c'è il K-Facli. Veloci e affidabili come sempre. Prenota subito il tuo appuntamento su kfacli.it